Mercoledì 17 aprile, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano ed Emanuela Corsi, buongiorno. Nella nostra mattinata oggi ci occuperemo anche di letteratura, riscopriremo Cesare Pavese, poi ancora di una iniziativa dedicata a chi ha diciamo delle malattie mentali ma che può trovare però ristoro e anche riscatto nello sport con Crazy for Football, e parleremo anche delle prime tintarelle. Prima però c'è la cronaca, allora cominciamo subito la nostra giornata con le notizie. Andiamo immediatamente ad occuparci di quella che è stata l'operazione di ieri sull'asse Palermo e Trapani, la mafia dei grandi affari, dagli appalti per la rete elettrica ai carburanti fino al business dei supermercati. La DDA di Palermo ha scoperto gli affari della cosca di Salemi che riciclava il denaro per conto di Matteo Messina Denaro. La mafia dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro puntava alla grande distribuzione alimentare. Sono 12 supermercati a marchio Coop che erano nel mirino della cosca di Salemi, che voleva riciclare il denaro delle attività mafiose acquistando una società che opera in tutta la Sicilia occidentale. Voleva farlo attraverso 2 imprenditori scelti come prestanome delle cosche, ma l'affare non andò in porto per diverse scelte aziendali del gruppo commerciale. Lo ha scoperto la direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha coordinato un'indagine dei carabinieri di Palermo e di Trapani, che ha portato in carcere 5 persone, altre 6 agli arresti domiciliari e alla notifica di ulteriori 12 avvisi di garanzia. Gli arresti sono scattati non soltanto a Palermo e Trapani, ma anche a Como. Non solo la grande distribuzione alimentare, ma anche l'energia pulita era nel mirino delle cosche. Secondo l'accusa, la gara d'appalto per la gestione della rete elettrica dell'isola di Favignana era stata pilotata per consegnare il servizio proprio alla mafia. I mafiosi chiedevano il pizzo anche agli imprenditori che rifornivano la centrale elettrica di carburanti quando non era possibile produrre l'energia dal vento o comunque dalle rinnovabili. Per tutti le accuse sono di associazione mafiosa, corruzione, turbativa d'asta, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione e autoriciclaggio. Ma l'inchiesta continua sulle tracce dei funzionari pubblici collusi o corrotti per togliere il coperchio anche ad altre gare pubbliche che potrebbero essere state pilotate. E ora l'inchiesta sul voto di scambio a Paternò e le aste pilotate. La procura di Catania insiste, il sindaco Naso va arrestato, il primo cittadino: sono disorientato ma credo nella giustizia. Non ci sta la Procura di Catania ad accettare la decisione del GIP Sebastiano Di Stefano Barbagallo, che ha rigettato la richiesta di emettere un'ordinanza cautelare nei confronti del sindaco di Paternò Antonino Naso, accusato di voto di scambio politico-mafioso in concorso nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri di Paternò Atena, coordinata dalla DDA Etnea, con 56 indagati e 17 ordinanze cautelari. La richiesta di appello, firmata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso, riguarda 7 indagati, tra i quali il sindaco Nino Naso. L'assunzione di 2 esponenti di famiglie mafiose in una ditta di raccolta rifiuti interpretata come scambio per favori elettorali non era bastata al GIP per fondare le accuse contro il sindaco. Naso in una nota si era dichiarato innocente e fiducioso nella giustizia. Il tutto in un quadro desolante in cui, grazie alle intercettazioni dei carabinieri, emerge anche il piano elettorale di una candidatura a sindaco di Paternò nata all'interno di una sala da barba del paese, dove il perfetto candidato per poter favorire la famiglia mafiosa Morabito-Rapisarda era il barbiere Salvatore Comis, per il quale vale la richiesta di appello della Procura di Catania insieme all'ex assessore Pietro Cirino, che è stato arrestato. È il 19 marzo del 2021 quando nasce, al grido di "vota e fai votare Turi Comis", in un colloquio intercettato dai carabinieri, il progetto elettorale di Natale Benvenga, ritenuto un esponente del clan Laudani. Per lui Nino Naso, il sindaco dei morti e dei matrimoni, doveva andare via. Comis non diventerà sindaco e nemmeno consigliere, ma entrerà comunque nella giunta del rieletto Naso, con il quale si alleerà. A mediare per indurre all'appoggio a Naso sarebbe stato Pietro Cirino. Se sale Naso ci deve dare la pulizia del verde e del cimitero, si sente in altre intercettazioni, e nel luglio 2021 vengono assunti da Asti 2 parenti delle famiglie Morabito Rapisarda e del clan Assinnata.
C'è stato un grave atto intimidatorio nei confronti del sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. Sotto l'abitazione del primo cittadino è stata fatta trovare una croce in cartone con 9 cartucce calibro 12. Sulla vicenda stanno adesso indagando i carabinieri. Adesso parliamo invece del ponte sullo Stretto. A Roma è cominciata la conferenza dei servizi sul ponte. Il Ministero dell'Ambiente ha inviato alla società Stretto di Messina 239 richieste di integrazione al progetto. Le opposizioni attaccano e per la D della società Ciucci non si tratta di alcun passo falso. Nel giorno dell'avvio della conferenza dei servizi sul ponte sullo Stretto arriva la richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di ben 239 integrazioni di documenti. Tra queste 155 per la valutazione di impatto ambientale ed altre 66 per la valutazione di incidenza che verifica le conseguenze di un'opera sui siti protetti di interesse dell'Unione Europea. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato come la richiesta di integrazione è un atto tipico della prima parte di ogni procedimento di valutazione di impatto ambientale, ma gli oppositori dell'opera lo prendono come un assist. Secondo il capogruppo PD in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, il Ministero dell'Ambiente sconfessa clamorosamente Matteo Salvini, bloccando di fatto il progetto del ponte sullo Stretto, mentre il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, ritiene che la commissione tecnica della VIA abbia demolito il progetto definitivo sul ponte sullo Stretto di Messina e torna a chiedere se esista un progetto definitivo. La risposta della Stretto di Messina arriva attraverso le parole dell'amministratore delegato Pietro Ciucci, secondo il quale le 239 richieste di integrazione e chiarimenti da parte del Ministro dell'Ambiente alla società Stretto di Messina in merito al progetto del ponte sono assolutamente congrue per l'entità e la complessità dell'opera e per le relative interazioni con il territorio e le varie componenti ambientali, ed ha annunciato che nei 30 giorni previsti dal procedimento la Stretto di Messina insieme ad Eurolink predisporrà tutte le integrazioni e chiarimenti richiesti. Intanto, con la conferenza dei servizi istruttori e la presentazione del progetto da parte della Stretto di Messina e del contraente generale Eurolink, si è consumato un ulteriore passaggio formale dell'iter. Oggi è stata avviata la fase più importante, ha spiegato Ciucci. Le prime osservazioni accolte hanno riguardato proposte di migliorie da attuare soprattutto in fase di cantierizzazione. E adesso per il momento ci fermiamo qui con le notizie, andiamo da Emanuela per altre notizie, ma quelle che siamo nelle condizioni di poter leggere e anticipare a voi prima di arrivare in edicola sui quotidiani. Sì, partiamo dal ponte, quindi da quest'ultimo servizio, andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia. Angelo, ecco qui l'apertura, ponte 239 dubbi al primo esame. In commissione via VAS, pioggia di richieste di integrazioni dal Ministero dell'Ambiente, le opposizioni, il progetto è inesistente. E poi vediamo accanto la fotonotizia Verde Energia, Edison inaugura ad Aidone, un paese dell'Ennese, il più grande parco fotovoltaico d'Italia, in grado di fornire 71,5 gigawattora all'anno ed evitare l'emissione di oltre 29.000 tonnellate di CO2. Altre notizie, vediamo in alto, curavano gli investimenti del boss Messina Denaro, arrestate 11 persone, il blitz a Palermo e poi a Caltanissetta, il processo sul depistaggio, il PG, il procuratore generale, condannare agenti che sviarono le indagini. Ancora per quanto riguarda la cronaca, operazione Atena, voto di scambio a Paternò, chiesto al Viminale l'iter per lo scioglimento del comune. Ci sono anche altre notizie, vediamo in Medio Oriente, quindi andiamo all'estero, l'Iran, se Israele risponde useremo armi mai viste, questa è stata la minaccia che poi approfondiremo meglio dopo con la rassegna stampa nazionale. Poi la tragedia di Suviana, ieri a Sinagra i funerali della vittima più giovane, nonché l'unico siciliano appunto del gruppo di operai che ha perso la vita in questo terribile incidente. Andiamo a vedere all'interno della Sicilia, ecco la notizia in primo piano, il ponte alla valutazione ambientale, il MASE chiede 239 integrazioni
e Salvini dice risposte in 30 giorni. Passo falso, le opposizioni all'attacco parlano di farsa e di progetto inesistente, imbarazzo del ministro Pichetto, normale approfondimento nella fase di avvio dell'iter. E poi il caso, l'acqua depurata in soccorso dell'alta velocità, da Dittaino la risorsa per raffreddare la talpa. Andiamo a vedere ancora altre notizie, ecco, per quanto riguarda la cronaca, questo blitz delle fiamme gialle a Palermo dietro le sbarre, la mafia degli affari, ci sono 11 arresti, i protagonisti vecchi boss trapanesi che hanno curato gli investimenti del capo dei capi Matteo Messina Denaro nelle energie rinnovabili, puntavano anche ai supermercati. E poi dicevamo ancora il processo sul depistaggio che abbiamo visto anche in prima pagina, il procuratore generale che chiede di condannare i 3 agenti che lavorarono appunto per sviare le indagini, il primo grado va riformato. E poi questa inchiesta a Paternò, anzi sarebbero 2 le inchieste, una che riguarda strettamente la politica, l'amministrazione paternese, chiesto al Viminale l'avvio dell'iter per lo scioglimento del comune. Mafia e politica, confermato l'appello della procura contro il mancato arresto appunto di sindaco e assessori. Vediamo la prima pagina della provincia di Catania. La Sicilia torna a San Berillo, dice i fondi dell'Unione Europea stanno cambiando la città, annunciati dall'amministrazione comunale nuovi interventi nel cuore di San Berillo, appunto quartiere catanese nel centro cittadino, rivoluzione in piazza Turiferro e in via di Prima, la soddisfazione dell'assessore Parisi, premiati da una visione di insieme. Ancora Teatro Massimo Bellini, restiamo su questa pagina, vediamo altre notizie, impegni non rispettati, l'attacco arriva dalla UIL al sovrintendente Cultrera, precari in credito di stipendi e straordinari. A Valverde, Maravigna, ex presidente del Consiglio, va a giudizio per calunnia. E poi vediamo ancora qualche notizia, sempre che arriva da Catania e provincia. Qui siamo a Catania, morti sul lavoro, cresce il numero, diminuiscono le denunce, eppure la prevenzione. Un tema chiaramente caldo che proprio in questi giorni è tornato di nuovo sotto i riflettori. A Catania i lavori alla diga foranea per un porto più sicuro e una nuova passeggiata. Va avanti il progetto appunto per riqualificare tutta l'area portuale di Catania. Andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Sicilia, che titola così: la mafia dei grandi affari. 11 arresti, altri 12 indagati tra Palermo e Trapani e la conferma di una tendenza. Cosa Nostra pensa più a corrompere che a sparare, dall'appalto per la rete elettrica al trasporto del carburante sino al business dei supermercati. L'ultimo blitz conferma il potere di Messina Denaro e i legami con la 'ndrangheta. E poi c'è un approfondimento su questo personaggio, il capo clan di Salemi che gestiva gli investimenti. Altre notizie europee, rush finale, liste pronte per Forza Italia e Fratelli d'Italia, la Lega che punta sul generale Vannacci, il PD invece in cerca di un nome. Anche qui vediamo la notizia che abbiamo visto prima su questo parco fotovoltaico inaugurato appunto ad Aidone da Edison. E ancora vediamo, dopo 5 anni ritorna la fiera a Palermo, si inizia sabato con 300 espositori. Per la cronaca invece vediamo qui lo stupro della turista canadese avvenuto a Palermo a fine dello scorso anno. Sono stati arrestati 2 palermitani 2 giorni fa. Lo stupro della turista, chat e intercettazioni, le conversazioni dei 2 uomini finiti in cella. Emergerebbero tormenti e sensi di colpa in famiglia. Per la procura sono prove che il rapporto con la canadese non era stato appunto consenziente. E poi vediamo la fotonotizia dedicata alla guerra in Medio Oriente. Iran, useremo armi mai viste. Teheran attende l'attacco di Israele e minaccia pure dure ritorsioni.
cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, il ponte in primo piano con queste richieste da parte del Ministero dell'Ambiente di 239 integrazioni. PD e Movimento 5 Stelle parlano di sonora bocciatura. L'amministratore delegato della Società dello Stretto, Ciucci, dice semmai è un passo avanti. Il Ministero dell'Ambiente scrive alla Stretto di Messina nel giorno dell'avvio appunto della conferenza dei servizi. C'è una notizia in alto che riguarda la fiction girata a Stromboli. La fiction si chiama Protezione Civile, che tra l'altro non andrà in onda in Rai dopo quanto accaduto, perché dalle riprese è scoppiato questo rogo che poi ha danneggiato gravemente l'isola. Ecco, il rogo della fiction a Stromboli, adesso ci sono 6 indagati, questo per quanto riguarda l'inchiesta, coinvolti tra gli altri i manager romani Matteo Levi e Roberto Ricci, con le società 11 Marzo Film e Best SFX che producevano per appunto la Rai. Poi vediamo nel taglio centrale questa foto che arriva da Notizia. Che arriva da Messina, scusate, il testo sulla vasca musicale Villa Dante apre le danze con questa fontana. Ancora vediamo a Barcellona, Pozzo di Gotto, pronto soccorso dell'ospedale, probabile l'apertura nelle ore diurne, questo per quanto riguarda la sanità in uno degli ospedali di cui spesso parliamo, insomma, per quanto riguarda le limitazioni, il rischio anche di chiusure e via dicendo. E poi Patti, padre violento condannato a 9 mesi di reclusione, vittima la figlia minore, condannata anche la nuova compagna dell'uomo, questo per quanto riguarda la cronaca. C'è una notizia che arriva dall'estero, questo incendio alla borsa di Copenaghen, crollata la guglia, non c'è stata nessuna vittima, però insomma si è perso anche quello che era un edificio che faceva parte un po' del patrimonio, un edificio storico che aveva oltre 400 anni. Andiamo a vedere questa notizia, l'approfondimento sul rogo della fiction a Stromboli, i 6 indagati, appunto dicevamo coinvolti anche i manager cinematografici romani Matteo Levi e Roberto Ricci con le loro società. L'inchiesta della Procura di Barcellona e dei Carabinieri sull'incendio di questa serie TV Protezione Civile fu disastro ambientale colposo, questa è l'accusa. E poi ferve il dibattito sulla visione di questa fiction, dopo la visione privata dedicata proprio agli isolani. Gli isolani si dividono sull'opportunità di mandarla in onda. La Rai ha offerto, seppur non coinvolta, un piano pubblicitario nazionale, quindi vediamo qui alcune foto. Intanto l'immenso rogo, ricordiamo cos'è accaduto. Da questa fiction c'è stato un incidente, è scoppiato un rogo che ha bruciato parte della montagna e della vegetazione dell'isola. Poi ricordiamo che ci furono anche delle alluvioni e proprio perché mancava la vegetazione ci fu un disastro con fango che ha sommerso le case. Quindi l'immenso rogo distrusse oltre 240 ettari di macchia mediterranea dopo l'innesco in contrada Timpone. E poi qua vediamo, domenica scorsa a Stromboli la Rai ha proiettato la fiction per gli isolani, che appunto sono divisi adesso sull'opportunità di mandare in onda questa fiction o meno. Andiamo a vedere l'ultimo quotidiano per quanto riguarda la rassegna regionale. Allora andiamo a Repubblica Palermo, che apre con il quartiere CEP di Palermo, scuole e associazioni nel CEP che resiste, vogliamo un futuro. La riunione di redazione di Repubblica. E poi il caso nel quartiere di Schillaci, il campo di calcio è solo un miraggio. Ancora c'è l'inchiesta appunto che ha portato a 11 arresti, porta in una banca di Francofonte la caccia al tesoro dei vecchi boss. 11 arresti, luce sui traffici di un fedelissimo di Messina Denaro, le mire dei clan nei supermercati. E poi c'è questa notizia, visto che si parla tanto chiaramente di crisi idrica, contro la sete le isole minori scommettono sui dissalatori. Andiamo a vedere velocemente questa notizia, ecco qui.
le isole minori che puntano sui dissalatori, 20 milioni per scongiurare la sete. Gli impianti di Porto Empedocle, Gela e Trapani in rovina da un decennio perché i dissalatori c'erano già in Sicilia, solo che non sono mai stati utilizzati. Manutenzione ed energia costavano troppo, ma di fronte all'incubo della siccità i sindaci di Eolia, Egadi e Pelagge scommettono appunto su questi progetti da finanziare con il PNRR. Grazie allora Emanuela Corsi, fra poco ti ritroveremo per approfondire invece le notizie nazionali e internazionali, facciamo una breve sosta e ci ritroviamo fra poco. Bentornati a Buongiorno Sicilia, un aggiornamento, ci sono 5 medici indagati per la morte di Lino Lacagnina, giornalista della Sicilia, deceduto all'età di 74 anni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, subito dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico vascolare il 24 febbraio del 2023. I 5 medici sono indagati per omicidio colposo aggravato dal non avere seguito le linee guida. Adesso torniamo da Emanuela per la rassegna stampa nazionale e internazionale. Allora, partiamo dal Corriere della Sera che mette in primo piano anche oggi la questione medio orientale, quindi scrive spinta per le sanzioni all'Iran. Dagli Stati Uniti all'Unione Europea studiamo le misure. Teheran, se attaccati, questa è la minaccia, vedrete un'arma mai usata. Netanyahu prepara la controffensiva ma evitando l'escalation. Tajani dice sì a soldati italiani in un futuro Stato palestinese. Questa è l'apertura, poi vediamo ancora l'intervista a Suslov, che è uno dei più ascoltati consiglieri del Cremlino di Putin, che dice la Russia vuole Kiev neutrale. La Russia non combatte questa guerra per i territori ma per garanzie e accordi blindati sulla sicurezza. L'Ucraina deve essere assolutamente neutrale. Questo appunto è il passaggio cruciale di questa intervista appunto a Dmitry Suslov. Questo per quanto riguarda la guerra invece in Europa. E poi altre notizie, Mattarella, richiamo al CSM, non cercate il consenso, i cittadini chiedono una giustizia trasparente ed efficace, questo è il richiamo di Mattarella ai consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, la cui sede è stata intitolata ieri a Vittorio Bachelet, ucciso dalle BR nel 1980, non cercate consenso e no a logiche di scambio. Poi per quanto riguarda invece, cambiamo decisamente argomento, le Olimpiadi, la fiamma dei giochi. Ieri è partita la staffetta, infatti è stata accesa la fiamma appunto da Olimpia a Parigi, partita appunto la staffetta della fiamma, simbolo appunto dei Giochi Olimpici. Torniamo in Italia invece, lo vediamo nel taglio centrale. Ancora scontri all'Università Sapienza, no al boicottaggio, scontri tra studenti e polizia. Ci sono 2 arresti, la scelta dell'Ateneo sulla ricerca, Bernini vicina alla rettrice. Ma c'è una notizia che oggi vedremo come apertura di tante testate, questa, Draghi, un piano per l'Europa. Cambi radicali. L'ex premier parla, sferza l'Europa e dice proporrò cambiamenti radicali, le regole per gli investimenti sono costruite su un mondo che non c'è più. Agire insieme. Mario Draghi, che è sempre più vicino ad una candidatura appunto come Presidente della Commissione europea. Si parla anche di un fatto di cronaca avvenuto molti anni fa, ma c'è la revisione del processo, stiamo parlando della strage di Erba, le ultime carte di Olindo e Rosa, per i legali ci sono anomalie, 243 errori. Tra poco vedremo. E poi un altro caso, Canfora, Luciano Canfora, il filologo, lo storico che va a processo per le frasi su Meloni. Meloni lo ha querelato, ha chiesto 20.000 euro di danni, lui dice sono vecchio ma sono lucido. Andiamo a vedere all'interno appunto, intanto il giorno dei legali di Rosa e Olindo, ieri udienza per la revisione del processo sulla strage di Erba, i legali dicono nella loro confessione ci sono 243 errori, la difesa
dice lei non è astuta, ha un ritardo mentale, la sentenza sarà il 10 luglio, quindi un processo che potrebbe rimettere tutto in discussione per quanto riguarda appunto questa strage che ha colpito il nostro paese. Andiamo a vedere invece la notizia un po' del giorno, che è questa su Draghi. L'Europa agisca unita, proporrò cambiamenti radicali, l'ex premier, l'Unione Europea è concentrata su cose sbagliate. Von der Leyen, lui e Letta indicano la via del futuro. Ricordiamo quali sono stati gli incarichi di Draghi, intanto nel 2005 fino al 2011 Mario Draghi è stato governatore della Banca d'Italia, poi dal 1 novembre 2011 al 31 ottobre 2019 è stato presidente della Banca Centrale Europea e poi lo ricordiamo recentemente come presidente del Consiglio dei Ministri italiano dal 13 febbraio 2021 al 25 ottobre 2022. La Repubblica, ecco qua, l'Europa secondo Draghi. L'ex premier parla a la ULPE completare l'unione dei mercati dei capitali per competere con Stati Uniti e Cina. Va superata l'unanimità, servono difesa comune e investimenti high-tech. I liberali dell'Unione Europea per l'intesa Calenda-Renzi. E poi il Fondo Monetario Internazionale gela l'Italia, PIL e debito saranno peggiori delle stime del governo. Questo per quanto riguarda l'economia del nostro paese, tutto nel sommario che fa Repubblica. Andiamo a vedere per quanto riguarda la politica questa notizia che abbiamo già visto prima, Pichetto Fratin che boccia il ponte di Salvini. Poi il Medio Oriente, scintille al confine libanese anticipano l'attacco all'Iran. E scontri alla Sapienza, ecco, tra la polizia e gli attivisti pro-Palestina. Il ponte lo vediamo anche qui su Repubblica, fuoco amico contro Salvini, bocciato dal Ministero dell'Ambiente. I documenti ritenuti carenti, datati e in alcuni casi illeggibili. L'amministratore delegato Ciucci si lamenta col vice premier e dice chiedono troppo, però abbiamo visto che alcuni riportano la notizia diversamente, cioè Ciucci dice va bene, è giusto, insomma è la normale prassi, quindi staremo a vedere. Ancora l'iter è lungo e insomma vedremo, sicuramente seguiremo giorno dopo giorno le vicende sul ponte. Il Giornale. Draghi torna in campo, il programma di Super Mario, l'ex premier si candida di fatto a guidare la commissione, l'Europa deve cambiare radicalmente, serve più competitività. E poi il Giornale parla dei nuovi dei volti della TV di Stato che sono emigrati e sono sbarcati. Ma non solo della TV di Stato, comunque voti della nostra TV nazionale che però approdano adesso alla Warner Bros. Esatto. A Canale 9. L'ultimo acquisto è stato Amadeus per la modica cifra di 100 milioni di euro, un contratto quadriennale. Ecco, però prima di lui c'è stato sicuramente Fabio Fazio, ancora prima Maurizio Crozza e anche Marco Travaglio, tutti ingaggiati insomma con dei compensi, esatto, così. Decisamente cospicui. Si sa che comunque in casa Rai c'è anche un tetto a quelli che sono gli ingaggi, quindi la televisione di Stato non può certamente competere con quelli che sono poi gli ingaggi previsti e proposti da questi colossi, diciamo, privati. Buon per loro, diciamo così. Allora, l'allarme per l'Europa per quanto riguarda in Medio Oriente è senza uno scudo. l'Iron Dome israeliano riaccende la discussione sulle falle della difesa appunto del continente europeo. Vediamo ancora la Stampa, anche qui Draghi in primo piano, scende in campo, l'Europa va cambiata. L'Unione Europea, cresce il fronte che punta sull'ex premier, Orbán come Macron, mi piace, quindi a quanto pare Draghi sta ottenendo consensi come prossimo candidato appunto alla guida della Commissione Europea. Lavoro, Eurobond, il manifesto sulla competitività, l'FMI intanto taglia il PIL italiano, le stime diciamo sono meno ottimiste rispetto a quelle del governo. Il Medio Oriente, l'Iran, Netanyahu, useremo armi mai viste.
perché Bibi non può più tirare la corda con Biden. E poi vediamo, ecco ancora la prova del 9, ci sono dei volti della TV, volti noti, ma qui si parla della RAI che è sotto assedio ed è senza strategia. Continua la campagna acquisti, ci sono trattative per Fiorello part-time, Barbara D'Urso e Belen che potrebbero ritornare a lavorare nel piccolo schermo in RAI, quindi volti che chiaramente abbiamo associato sempre a Mediaset adesso potrebbero passare il mercato. Sì, è come il calciomercato praticamente, la campagna acquisti non cambia tantissimo. Poi andiamo a vedere anche questa apertura. Draghi scende in campo, l'ex premier presenta il suo manifesto per il rilancio dell'Unione Europea. L'Europa è costruita per il mondo di ieri, dice proporrò un cambiamento radicale. Un cardine sarà il debito comune. Enrico Letta dice serve un'alta velocità europea. Se abbiamo ancora qualche secondo vediamo le altre aperture. Sì. Libero che intanto apre con gli scontri alla Sapienza e scrive asini alla Sapienza, assalto al commissariato, il Senato accademico dice no al boicottaggio contro Israele, i collettivi scatenano la violenza, scontri e botte alla polizia. E poi, come racconta la notizia di Draghi, il ritorno di Draghi, attenti al nonno. Il discorso dell'ex BCE, bisogna cambiare l'Unione, vuole arrivare alla guida dell'Europa, anche Orban apre. E ancora vediamo l'Unità, quindi giornale di sinistra, la corsa di Draghi al vertice d'Europa e loro scrivono rieccolo. Ancora il Manifesto invece parla degli scontri in apertura avvenuti alla Sapienza. A passo di carica a Roma la polizia ferma a manganellate gli studenti dell'Università La Sapienza che chiedono la sospensione della cooperazione militare e scientifica con Israele. Arrestati 2 ragazzi, ma per Meloni e la ministra Bernini vergognoso è chi sta con Gaza. Quindi vediamo insomma come riportano poi i giornali le stesse notizie, chiaramente in base a quella che è anche l'identità e la linea politica. Esatto. Un'ultima prima pagina. Un'ultima prima pagina, vediamo la notizia, ecco, anche qui lezione di Manganello alla Sapienza, chi contesta il governo prende le botte. Bisogna vedere se era una contestazione contro il governo nella circostanza oppure proprio contro la scelta dell'Ateneo di continuare a avere questa collaborazione con Israele. Vabbè, ci sono quotidiani nazionali, abbiamo visto tantissime notizie su questo tema, avete la possibilità di approfondire, andate a leggere chiaramente sulle pagine. Ma il bello della rassegna stampa è anche questo, poi ognuno fa una sua, come dire, si fa una sua idea. Però chiaramente ci sono dei giornali che sono prudenti, che raccontano le notizie in maniera quanto più asettica possibile, e poi c'è chi invece la racconta in maniera, insomma, si sbilancia un po' da una parte piuttosto che dall'altra. Abbiamo visto diverse posizioni, adesso noi ci fermiamo perché andiamo a vedere che tempo fa e poi torniamo con il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo ancora instabile sulla nostra penisola, specie sull'estremo nord-est e sulle regioni centro-meridionali peninsulari. Altrove invece ampi spazi di cielo sereno. Sulla Sicilia infatti il sole è protagonista con qualche nuvola di tanto in tanto ma solo in transito. Il tempo infatti sarà in miglioramento. Attenzione però ai venti in rinforzo che soffieranno infatti sostenuti con mari in prevalenza mossi. Drastico calo termico con valori massimi infatti che si aggireranno intorno ai 18-19 gradi. Nel corso della giornata di giovedì ancora sole prevalente sulla Sicilia, sempre con qualche nuvola di tanto in tanto, ma senza conseguenze. I venti soffieranno ancora sostenuti con mari da mossi e localmente anche molto mossi, specialmente al largo. Temperature massime in ulteriore calo con valori che si aggireranno intorno ai 18-19 gradi. Per tutti i dettagli scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia con un'ultima ora. Un'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa nei confronti di 11 soggetti tra esponenti politici, funzionari comunali ed imprenditori accusati a vario titolo di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Acquisiti nell'indagine che è stata coordinata dalla Procura di Catania gli accordi illeciti tra alcuni amministratori del comune di Tremestieri Etneo ed elementi vicini alla Cosca Santa Paola Ercolano riguardante l'elezione nel 2015 dell'attuale sindaco Santi Rando. Evidentemente aggiornamenti e ulteriori approfondimenti nelle edizioni dei nostri telegiornali. Adesso però il primo ospite, come annunciato, della mattinata è con noi il professore Antonio Sichera. Buongiorno professore. Buongiorno. Ordinario di letteratura italiana contemporanea presso l'Università di Catania. Ci ha portato, lo facciamo vedere, è un bel mattone, eccolo qui, chiedo alla regia magari. Eccolo qui, è un compendio, Cesare Pavese, è un'opera, l'opera poetica, diciamo così, di Cesare Pavese. Ne parliamo perché venerdì 19 a Catania ci sarà una giornata dedicata a Cesare Pavese, però prima di cercare di capire in che cosa consiste questa giornata dedicata a Pavese, io le chiedo, professore, considerato che Pavese era un esponente del neorealismo, siamo nel secondo dopoguerra, e quindi in quell'epoca lui faceva una sorta di critica del costume e presentava delle istanze anche innovative, sì, delle nuove proposte. C'è una sorta di parallelismo con i giorni di oggi? Cioè, possiamo inquadrare Pavese nella realtà attuale? Sì, certamente. Pavese è uno di quegli autori che continuano ad avere un seguito, a parlare. Quando abbiamo presentato l'opera poetica al Salone del Libro di Torino c'erano tanti giovani ma anche tante persone che non avevano nessun interesse specifico per la letteratura dal punto di vista tecnico, però erano lettori di Pavese. Perché credo che Pavese intercetti effettivamente alcune istanze che ancora oggi sono vive. Certamente la sua problematicità, il suo travaglio, come diceva lei, anche sul piano delle posizioni, come dire, politiche e sociali. Credo anche su un piano più profondo di tipo esistenziale, perché Pavese ha capito in fondo quello che oggi è molto presente in tutti, la voglia di essere giovani, di rimanere giovani, ma capiva che non era qualcosa che riguardasse l'esteriorità, che abbiamo bisogno di diventare adulti mantenendo la freschezza dei ragazzi, dei bambini. Questa integrazione tra infanzia, gioventù e maturità è stata un po' il suo rovello, la sua grande ricerca, e questo intercetta, credo, la nostra coscienza contemporanea. In questo senso Pavese è davvero vivo. Professore, Catania è una sorta di baricentro culturale attorno a Pavese, perché sì, lei, diciamo, coordina una squadra, sì, proprio dell'Università di Catania che ha messo insieme questa opera omnia, possiamo dire, di Cesare Pavese, perché raccoglie praticamente sia scritti editi che inediti, cioè delle cose note e diciamo anche delle opere poco conosciute o comunque sconosciute assolutamente. È un progetto che nasce sotto l'egida di Mondadori, quindi delle opere di Pavese, sono usciti romanzi, dialoghi con Leucò, dentro questo progetto che fra l'altro ancora produrrà altri volumi e anche con un sostegno largo naturalmente di un team di giovani
giovani ricercatori con la codirezione del professore Di Silvestro, mio amico e collega, nasce questa impresa. L'impresa dell'opera poetica è un'impresa particolare perché si è trattato di non solo di rimettere in circolazione il pavese edito già conosciuto, ma di andare dentro l'archivio pavesiano che è contenuto è ospitato nella sede dell'archivio Pavese Gozzano dell'Università di Torino, dove c'erano migliaia e migliaia di carte, e in queste carte si scopre un pavese diverso, non solo il pavese poeta che noi conoscevamo, ma un pavese grande intellettuale, un pavese che da giovanissimo traduceva dal latino, dal greco, dall'inglese, dal francese, dal tedesco, quindi un pavese che, non conoscendo il greco, studia il greco e traduce Omero in maniera molto corposa, dall'Odissea, dall'Iliade, traduce le tragedie. Un pavese che mette su un laboratorio poetico in cui la sua perizia, la sua capacità di scrivere versi viene messa alla prova con una sorta di laboratorio che va dal 300 fino ai giorni nostri. Ecco, si scopre, se volessimo dare una immagine, no, molto vicina per i telespettatori, un pavese come un Leopardi. Cioè un grande intellettuale che è un poeta, è uno scrittore, un romanziere, un diarista, ma è un grande sperimentatore. Allora la poliedricità, possiamo dire, di Pavese, perfetto. Mi passi questo termine diciamo, geometrico, adattato anche alla letteratura, è in qualche modo una sorta di punto di unione con quella che è la giornata dedicata a Cesare Pavese, perché questa figura di questo straordinario diciamo letterato, assolutamente letterato, avvicina i giovani, sì. Li coinvolge i giovani, tant'è che voi per la giornata dedicata a Pavese avete diciamo proposto, state proponendo due momenti, sì. Uno dedicato proprio direttamente ai giovani, una sorta di lezione concerto, sì. E ci sarà un cantautore che Mariano De Idda, che canterà i testi, sì, le poesie di Pavese. E questo è un modo per avvicinare i giovani, certamente, e coinvolgerli. Poi però nel pomeriggio ci sarà una parte più tecnica, sì. Per approfondire con degli esperti la figura di Pavese. Sì, l'idea è quella appunto di creare un momento senza nessuna impermeabilità, ovviamente, però dando spazio a due modalità, due modi di avvicinarsi all'opera. Una che è un po' un racconto di Pavese attraverso le parole, anche ci saranno alcuni supporti multimediali, filmati d'epoca degli amici di Pavese che danno testimonianze, e poi queste poesie cantate da Mariano De Idda, che è un cantautore che si è dedicato a questa tipologia specifica, perché ha messo in musica Pessoa, sta mettendo in musica probabilmente anche, a quanto capisco, anche Pirandello, cioè riprendere i testi rispettandoli, perché De Idda non li modifica, e quindi crea una musica, una melodia che sia adatta a rendere il sapore del testo poetico, e credo che questo mettere insieme il cantautorato e la poesia dei grandi poeti sia un modo per avvicinare davvero i giovani alla poesia e anche al senso di esperienze letterarie come quelle di Pavese. Il pomeriggio invece sarà un pomeriggio un po' più scientifico, ci saranno anche alcuni nomi molto conosciuti nell'ambito anche scolastico, perché c'è Clelia Martignoni che ha fatto un fortunato manuale di letteratura con Cesare Segre, Guido Baldi che è anche lui molto noto agli insegnanti e agli studenti, e comunque lì parleremo senza nessun accademismo, ovviamente, quindi anche aperto ai giovani, ma cercheremo di entrare dentro l'opera poetica. Mi permetta anche un accenno, perché i direttori editoriali di Mondadori saranno presenti, sì, esatto, a supporto e quindi a sostegno ancora una volta. Elisabetta Risari e Luigi Belmonte verranno, loro sono quelli che hanno voluto quest'opera, che ce l'hanno in fondo chiesta, commissionata, sono affidati a noi, e ci faceva piacere che Mondadori fosse presente con il direttore editoriale di Libri Mondadori e la direttrice degli Oscar, che è Elisabetta Risari.
Grazie al professore Antonio Sichera, che è professore ordinario di letteratura italiana contemporanea all'Università di Catania. L'appuntamento è per venerdì 19 per questa giornata dedicata a Cesare Pavese, e si parlerà di questo compendio. Lo riprendo di nuovo, 2,4 kg di cultura, praticamente un concentrato in questo volume. Grazie ancora al professore Sichera di essere stato con noi. Ci fermiamo, fra poco torniamo con un altro ospite. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Adesso ci occupiamo di calcio, anzi di calcetto, calcio a 5, però lo facciamo in maniera diversa. Grazie stamattina a Carmelo Florio e Santo Rullo, buongiorno. Sono due psichiatri. L'idea geniale, direi io, appassionato di calcio, di offrire questo sport, ma ci sono anche altri sport che possono essere utili alla causa, il calcio per aiutare chi ha difficoltà, dei problemi di carattere mentale. Io comincerei con Santo Rullo, che è il commissario tecnico, posso dire, selezionatore? No, io sono l'ideatore, poi abbiamo dei tecnici, insomma, non vorrei... C'è l'idea. C'è l'idea. Allora lo sport veramente può essere la chiave per dare un supporto, dare un aiuto a chi ne ha bisogno. Beh, questa idea ce l'ha avuta Giovenale nel 365 d.C., per cui non l'ho inventata io. Mens sana in corpore sano è una cosa, e tutti i colleghi, compreso Carmelo, hanno sempre utilizzato lo sport con le proprie funzioni di integrazione sociale, di riabilitazione. Poi l'apparato neuromuscolare produce tutta una serie di endorfine, neurotrasmettitori, cioè è effettivamente un intervento. È un beneficio. Sì, e poi in maniera semplicistica è un beneficio. E poi il calcio è uno strumento di aggregazione sociale, mentre invece i nostri pazienti qualche volta subiscono in qualche modo l'effetto dell'isolamento sociale. Insomma, lo abbiamo subito tutti durante il lockdown, i nostri pazienti ulteriormente. La sensibilità della Federazione Italiana Gioco Calcio ci ha permesso di dire: mettiamo a disposizione la maglia, no? Come la realizzazione di un sogno, no? Quindi ragazzi che possono combattere per indossare la maglia azzurra e quindi coprire quello stigma della malattia mentale con lo stemma di buona qualità. Professore, capisco, la federazione vi ha dato questo, però i ragazzi vi hanno risposto bene. Sono campioni mondiali, no? Sì, campioni. Dico bene. Sì, e adesso si preparano agli europei. Carmelo, voglio dire, la federazione ha aperto la porta, però poi chi è andato in campo ci ha messo del suo. Assolutamente, loro hanno fatto un lavoro straordinario, per cui quando abbiamo saputo che Crazy for Football, per usare questo loro motto, scendeva in Sicilia, ci siamo immediatamente come azienda sanitaria, come Dipartimento di Salute Mentale, abbiamo raccolto questo tipo di assist, tanto per usare un termine calcistico. Per fare gol. Ma io aggiungerei, Angelo, se mi permetti, che noi abbiamo nel passato, anche qui nel nostro piccolo, aperto al calcio negli anni 90, l'abbiamo chiamato un calcio alla follia. 2 anni fa abbiamo invitato la squadra del Catania a parlare di calcio, e ricordo anche Italo Pucci, grande indimenticato direttore del Corriere dello Sport, venne a parlare di calcio e di salute mentale tanti anni fa. Perché il messaggio è anche quello di veicolare attraverso lo sport e il calcio in questo caso un messaggio contro il pregiudizio, no? Al di là del sorriso che alcune persone possono avere, sapere che esistono atleti che poi hanno anche un disturbo mentale, che però lo mettiamo tra parentesi per così dire, e che si spendono e che si giocano questa partita, secondo me è un messaggio molto potente, molto forte. Anzi, ringrazio Antenna perché ci ha dato questa vetrina.
Allora, io vorrei essere molto pratico, molto pragmatico, perché ieri c'è stata una prima tappa, fate 2 tappe in Sicilia, una a Palermo, l'altra a Catania. Stamattina c'è la possibilità di fare questa selezione, siamo alle 10:30, il centro sportivo La Meridiana è in via Ugo La Malfa, ci saranno dei provini. Esatto. Questi provini saranno supervisionati, come diceva prima, dal nostro commissario tecnico, Enrico Zanchini. Esattamente, ma in che cosa consistono? Cioè, vuol dire, si deve fare corsa, si deve fare vedere le capacità tecniche, tattiche? Sì, è un allenamento professionale a tutti gli effetti, c'è una fase di riscaldamento, poi appunto ci sta una fase tecnica e poi c'è una partitella. E tra l'altro i servizi si sono impegnati a preselezionare all'interno delle attività normali che svolgono per la salute mentale dei giocatori. Però se qualcuno in questo momento in ascolto sta a letto, è depresso e in qualche modo sente di potersi rimettere in gioco e vuole arrivare al campo, noi lo accoglieremo con grande entusiasmo. Già è successo in Toscana che è arrivata una famiglia, aveva sentito l'annuncio radiofonico e hanno portato questo ragazzo che si è passato una giornata, di sport. Voglio dire però la terapia sportiva non sostituisce quella che è la terapia poi farmacologica, questo è importante sottolinearlo, però dicevo prima è un aiuto, Carmelo. Assolutamente sì, io vorrei chiarire anche questo pregiudizio. Parlando di pregiudizi, non si tratta di banalizzare la cura, ma di affiancare ai normali sistemi di cura, quelli tradizionali, più conosciuti, opportunità che noi chiamiamo abilitative, guardare cioè alla parte sana. Molte persone che hanno un disturbo mentale hanno avuto nella loro storia, ma anche operatori, no? Che si mettono in gioco. E noi l'abbiamo visto col rugby, abbiamo fatto un'esperienza col Cus Catania. Il trainer è una bandiera del rugby catanese, Orazio Arancio, per noi è diventato un operatore aggiunto e quindi in tema di criticità e di carenza di risorse, allargare il campo di gioco a chi ha voglia, sensibilità e capacità è uno strumento che anche le famiglie percepiscono come momento di prendersi cura. Non è un'alternativa, non è una rivoluzione, è un percorso che si affianca a quelli che abitualmente si svolgono nei nostri sistemi tradizionali di cura. Prima di chiudere, lanciamo l'appuntamento di oggi, l'abbiamo detto, però ci si avvicina a quella che è la prossima tappa, è il campionato europeo. L'Italia deve difendere il titolo di campione del mondo, cioè arriva in campo con il titolo di campione del mondo. Si farà in casa questo europeo? Si farà in casa, si farà a Roma durante la settimana europea dello sport, sarà finanziato dalla comunità europea e probabilmente, anzi abbiamo ricevuto qualche giorno fa dal sindaco l'ok, si giocherà dove si era giocato il mondiale del 2018 al Palazzetto dello Sport. Per cui quindi una location? Assolutamente, insomma è un palazzetto di nervi, per cui insomma non penso che la location possa essere migliore. Vi devo ringraziare per essere stati questa mattina con noi, grazie a Carmelo Florio, a Santorullo, sono 2 psichiatri che però si dedicano stamattina e quando hanno del tempo libero a supportare i pazienti anche con lo sport, e devo dire che la struttura messa insieme, grazie anche alla Federazione Italiana Gioco Calcio, grazie anche al commissario tecnico che vi supporta, che è Enrico Zanchini, state facendo cose importantissime. In bocca al lupo, allora speriamo di trovare in Sicilia magari, che ne so, il bomber della nazionale ai prossimi europei. Prima però di fermarci ancora una volta devo dare un aggiornamento rispetto alla notizia di cui abbiamo parlato in pochi minuti fa. Nell'indagine Pandora è finito in carcere il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando, accusato di voto di scambio, coinvolto anche Luca Sammartino, all'epoca dei fatti deputato regionale e attuale vicepresidente della regione. Sammartino è destinatario della sospensione per 1 anno dai pubblici uffici per corruzione aggravata. Approfondimenti nei nostri telegiornali nel corso della giornata. Adesso una breve sosta, torniamo fra pochissimo.
Eccoci, bentornati a Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo delle prime tintarelle, cercheremo di capire qualcosa in più. E soprattutto, ti sei fatto bacchettare soprattutto io, no? Perché dicevo prima fuori onda che sono sempre qui, no? Sì. Quasi sempre. Però nella pausa pranzo cerco di prendere la tintarella, no? E però quello non si fa. Buongiorno, intanto permettetemi di salutare Annelisa Verzì, che è una dermatologa dell'ospedale, dello Policlinico di Catania. Buongiorno dottoressa. Allora, il mio esempio è da scartare. Non diciamo che cosa faccio, non lo raccontiamo. Diciamo che lo sistemiamo un po' adesso. Ecco, grazie. Mi dice magari cosa devo fare, perché ci sono tantissimi, diciamo, ho letto una scheda informativa che hanno preparato gli autori nella nostra redazione. Devo dire che il tema della tintarella è particolarmente complesso, non è semplice, vado al mare e mi prendo la tintarella, non si può fare. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire come ci dobbiamo comportare. Intanto abbiamo avuto un anticipo d'estate. In questo anticipo d'estate il sole è ancora così è così pericoloso, così quando lo prendiamo anche in estate, nel pieno dell'estate? Allora, diciamo che l'esposizione solare ha tanti fattori che possono influenzare sia l'intensità che poi anche le ripercussioni sulla nostra salute. Quindi dobbiamo stabilire intanto le ore del giorno in cui ci esponiamo, la stagione in cui noi lo effettuiamo, ma dobbiamo anche considerare i fattori ambientali. Ovviamente il sole di questi giorni sarà sicuramente un sole diverso da quello che poi, a cui saremo poi esposti a luglio ed agosto. Ciò nonostante non ha meno pericoli, perché il problema dell'esposizione solare è un problema acuto e cronico. La fotoesposizione acuta, intensa, così repentina, ci porta il danno di eritemi solari, scottature, quindi un danno assolutamente intenso, immediato, acuto. Invece il problema poi dell'esposizione solare cronica è che oltre a eventi appunto acuti si possono associare fotoinvecchiamento in una prima fase, dove ci sono dei cambiamenti della pelle che noi possiamo osservare, quindi una pelle che ha un colorito un po' più giallastro, delle piccole macchioline che noi chiamiamo lentigo solari, delle rughe che appaiono anche più profonde. E secondariamente poi un danno un po' più importante che noi chiamiamo da fotocarcinogenesi, perché l'esposizione solare cronica può andare a danneggiare quelle che sono le nostre cellule, in realtà quello che è dentro delle cellule, il DNA, dando poi vita a lesioni considerate precancerose o da alcuni esperti addirittura tumori in situ, carcinomi in situ, oppure forme più invasive con tumori cutanei quali il carcinoma basocellulare, che è quello più comune, e poi quello più temuto, il melanoma. Allora. Però questi, diciamo, sono effetti che non abbiamo nell'immediato, ma sono effetti che noi dobbiamo cercare a cui porre rimedio. Diciamo quando però c'è una sistematicità in queste abitudini. Sistematicità o un'esposizione incontrollata che persiste nel corso degli anni. Okay. Perché non è solo l'esposizione cronica, che spesso è anche dovuta a fattori lavorativi, basti pensare a coloro che lavorano all'aperto, ma anche a chi si espone per motivi ludici, quindi quella è un'esposizione solare cronica. All'aperto, per esempio, cosa deve fare? Come si può proteggere? Noi cerchiamo anche di sensibilizzare anche i medici del lavoro, i medici competenti, perché quello che devono apportare sono anche ad esempio indossare dei presidi atti a proteggere le zone fotoesposte, quindi cappelli piuttosto che occhiali da vista, ovviamente proteggere tutte le parti fotoesposte. E poi dicevamo anche coloro che lo fanno per motivi ludici un po', no? Un'esposizione solare intermittente, acuta, il vacanziero del fine settimana, anche quella è un'esposizione solare molto che dà danni. Allora che cosa dobbiamo fare? Intanto stabiliamo le fasce orarie, quando si può andare ad esporsi al sole e quando non si deve fare, assolutamente. Allora, ovviamente
solitamente è consigliato esporsi nelle prime ore del mattino, diciamo in genere fino alle 11, 10 e mezza 11, dopodiché riprendere l'esposizione solare dopo le 16. Quindi dicevamo quell'abitudine la possiamo anche un po' correggere. La cancelliamo adesso. Esatto. Diciamo le fasce orarie migliori sono queste. Vero è che l'esposizione solare ha anche grandi benefici, benefici sull'umore, perché la pelle ha una funzione anche endocrinologica, perché noi abbiamo in questo caso produzione di endorfine, abbiamo anche una modulazione del cortisolo, abbiamo una funzione anche di produzione della vitamina D, tanto se ne parla perché influisce su diversi sistemi metabolici, neuromuscolari e soprattutto a livello osseo, quindi nel metabolismo e nella calcificazione delle ossa, ma poi fa anche bene ad altre patologie cutanee che risentono positivamente dell'esposizione solare. Questo per quanto riguarda l'esposizione. Esatto. Ma prima di esporci a questo punto ci dobbiamo proteggere, perché altrimenti andiamo incontro anche a una disidratazione della nostra assolutamente. pelle. La protezione solare che va modulata in base al soggetto o al paziente che ci troviamo davanti. Intanto il fattore di protezione che viene spesso indicato nei prodotti, che deve essere indicato in maniera molto esplicita nei fotoprotettori, ci indicano la capacità che ha quel prodotto di ridurre la probabilità di eritema. C'è scritto 10%, che ne so, 20%, SPF 30%. 30, 50. Allora, una protezione giusta, diciamo tendenzialmente, perché magari dice, mi metto una protezione di 10 non mi abbronzo. Però non è questo, non è il problema di abbronzarsi, è un falso mito. Cerchiamo di capire. Diciamo che nella nostra area geografica una fotoprotezione con SPF 30 e 50 è auspicabile. SPF 50 o 50 più nei fototipi più chiari, quindi capelli chiari, occhi chiari, mentre una SPF 30 può essere utilizzata da un fototipo un po' più scuro, tipicamente mediterraneo, quindi occhi marroni, capelli castani. Diciamo che fotoprotezioni basse offrono bassa protezione, ma è anche importante la frequenza di applicazione, ma anche la quantità del fotoprotettore applicato. Diciamo che in linea di massima noi sentiamo dire che un flacone di fotoprotettore il paziente lo utilizza per tutta la stagione estiva. Troppo poco. È stato stimato che un flacone per una esposizione solare giornaliera è consumato in circa una settimana, 10 giorni. Quindi se noi il flacone ce lo riportiamo all'anno dopo, innanzitutto non va bene perché è scaduto e poi vuol dire che non l'abbiamo applicato abbastanza, quindi sono tanti fattori che influiscono sulla... Una domanda che le volevo fare, è vero che bisogna comunque mettere la protezione prima di esporsi al sole? Esatto. Perché diciamo che la tendenza è quella di sdraiarsi sotto il sole e poi cominciare a mettere la cremina. Sì, poi magari farsi il bagno dopo, no, magari si applica all'incirca una quindicina di minuti prima di esporsi al sole, si riapplica in caso di sudorazione o di bagno, assolutamente. Il consiglio è di riapplicarlo ogni 2 ore, a meno che ci sia stato appunto un bagno o una doccia, e riapplicarla nel corso del tempo, ma applicarla dappertutto: viso, corpo, orecchie, mani, dorso dei piedi, labbra, zone che talvolta vengono anche un po' dimenticate. Tutto questo anche se si è sotto l'ombrellone quando si è a mare? Anche se si è sotto l'ombrellone. Così facciamo capire che a casa come comportarsi, sono le linee guida, questo per la prossima estate. Che poi anche lì c'è il falso mito dell'ombrellone. Io conosco persone che si sono abbronzate, ma bruciate anche. Si sono anche bruciate sotto l'ombrellone. Perché non filtra abbastanza. Assolutamente sì. Io sono una di quelle che soffre sotto il sole, cioè proprio soffro. E c'è gente che sta sotto l'ombrellone e si abbronza invece in maniera, anche con una bronzatura più bella, un po' dorata. Il fotoprotettore va applicato. Sì. E poi dobbiamo considerare che c'è anche ci sono anche delle radiazioni riflesse. Consideriamo a mare, stiamo facendo l'esempio del mare, abbiamo quanto riflesso dalla sabbia e dall'acqua. Se fossimo stati in montagna dovevamo pensare anche quanto riflesso dalla neve. Ecco. Quindi non è solo l'esposizione diretta, ma anche quello che viene riflesso. Allora, quindi stamattina abbiamo iniziato
a conoscere questo argomento, perché mi pare che è impossibile poterlo esaurire in una sola seduta, diciamo così, perché... Però volevo chiedere ancora una cosa, oggi c'è un'attenzione maggiore, vedo anche per quanto riguarda i cosmetici, la cosmesi o comunque anche i prodotti classici che utilizziamo noi donne, ma anche gli uomini, per esempio le creme idratanti. Vedo che viene inserita questa cosa del fattore di protezione, cosa che prima non c'era. L'industria dermocosmetica in questo è sempre in continuo aggiornamento. Perché questo? Perché ci sono più malattie? Perché l'attenzione è sempre maggiore e oggigiorno esistono anche dei fotoprotettori con degli attivi, perché spesso noi nella pratica quotidiana infatti utilizziamo dei fotoprotettori specifici per un determinato tipo di pelle, ad esempio per la pelle acneica o piuttosto per la pelle che già tende a macchiarsi, quindi che ha una componente anche per l'eventuale patologia che c'è in atto. Quindi alle donne possiamo consigliare appunto di utilizzare delle creme col fattore di protezione anche durante l'inverno? Assolutamente, la crema, la fotoprotezione non va applicata solo al mare, ma va applicata quotidianamente, quando si va al lavoro, quando si va al parco, quando si va al grass per i bambini, quando si fanno attività all'aperto. Il sole non è il mare, il sole è quotidiano. Esatto. Allora, è una prima lezione, diciamo così, prendiamola come una lezione per tutti noi. Mi raccomando, tu oggi. Assolutamente. Quindi comportiamoci bene, perché poi paghiamo le conseguenze direttamente sulla nostra salute. Questo è sulla nostra pelle, il caso di per dirla. Grazie alla dottoressa Annelisa Verzì, dermatologa al Policlinico di Catania, l'azienda Policlinico Rodolico di Catania. Chissà, magari più avanti, visto che stiamo andando verso la bella stagione, ci ritroviamo per altri consigli, magari più specifici, considerato che ci avviciniamo sempre di più all'estate. Se le premesse sono quelle di questi giorni, ci aspetta una bella estate calda. Noi adesso vediamo insieme l'almanacco e poi avremo l'oroscopo con Marco Amato, ma ci ritroviamo fra non molto. Il 17 aprile si osserva la giornata internazionale della lotta contadina, istituita in memoria della strage di El Dorado dos Caracas nel 1996. Questa giornata è un promemoria che il cibo è vita, non una merce, e sottolinea l'importanza di un'agricoltura sostenibile che onori l'ambiente e i diritti dei contadini, contrastando lo sfruttamento insensato delle risorse naturali. Tra i tesori della Colombia, alcuni oggetti d'oro risalenti alla civiltà quimbaya hanno suscitato grande curiosità. Questi manufatti, vecchi di quasi 2000 anni, somigliano a miniature di aeroplani, suggerendo che questa antica civiltà potrebbe aver avuto conoscenze tecnologiche sorprendentemente avanzate. Scemo di guerra. Espressione usata ingiustamente per descrivere chi tornava dal fronte sotto shock. Con la prima guerra migliaia di soldati furono ricoverati per disturbi mentali. Erano traumi che oggi definiremmo frutto di un disturbo da stress post-traumatico, e da quel momento la gente prese a chiamare quei giovani uomini con questa espressione. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso andiamo intanto a vedere l'oroscopo, e sentire l'oroscopo di Marco Amato, e poi ci ritroviamo con una breve parentesi, torniamo ai quotidiani con Emanuela Corsi. Buongiorno ai 12. Oggi una splendida luna in Leone illumina lo zodiaco. Vediamo come. Ariete, la luna splende nel segno di fuoco, che è a voi di Trigono, ma tenta di stimolare una Venere che entra in moto retrogrado, quindi bene ma non benissimo in amore. Coraggio, ancora un po' di lavoro, mettete a punto. Toro,
La vostra giornata inizia con una luna un po' in quadratura, quindi oggi attenzione a non scatenare né Giove né Urano e i loro strali, perché potreste essere come al solito soggetti a delle critiche un pochino pesanti a livello lavorativo. Andate cauti e richiudetevi nel vostro austero, calmo e tranquillo atteggiamento sereno. Gemelli, la vostra giornata oggi prevede una luna veramente fantastica, piena di stimoli, assolutamente confacente a creare collaborazioni e interazioni con chiunque, soprattutto al lavoro, dove risultate brillanti ed efficienti. Oggi in particolare saranno privilegiate le collaborazioni e le interazioni con tutti i vostri colleghi. Cancro, la luna di oggi, la vostra luna diventa pratica, si fa oggettiva nella vostra seconda casa ideale, quindi la vedete proprio davanti a voi tra Sole e Luna appunto nel Regno del Leone. Oggi la giornata prevede un successo strepitoso che può avere a che fare con l'economico o con la casa. Bene, anche in amore, anche se Venere fa un po' la ritrosa, non esagerate. Leone, protagonisti oggi indiscussi dello zodiaco, con una luna che col suo trigono a Venere tenta di stimolare la bella dea dell'amore a ricreare dei legami. Basterà la vostra emozione, la vostra passione e la vostra volontà. Non scoraggiatevi, non c'è motivo. Vergine, la giornata di oggi continua a essere un po' emotiva, eppure oggi è piena di ispirazione, proprio perché il trigono con Venere vi dà una carezza affettiva e poi perché oggi potreste partorire una buona idea per andare verso una direzione in cui vi sentite un po' insicuri, ma che è assolutamente letteralmente vantaggiosissima per i vostri progetti futuri. Bilancia, la giornata di oggi è piena di tanti incontri speciali, in particolare uno che vi colpirà. Cercavate l'amore? Ecco, avete incontrato una persona che vi farà uscire di testa. Scorpione, luna in quadratura oggi, quindi attenzione al nervosismo, alla stanchezza e soprattutto a delle cure estetiche o di salute che fareste bene comunque a seguire in maniera attenta e non discontinua e non distratta. Del resto siete sempre il segno del fascino, per cui avete anche il dovere di essere belli, forti, in salute e in tono. Sagittario, trigono stupendo di una luna che oggi si presenta risolutiva, soprattutto in amore, creando delle nuove dinamiche e soprattutto tentando di farvi avere delle piccole fortune ancora in cose un po' claudicanti per quello che riguarda la casa e la famiglia. Coraggio Sagittario, è il caso di nuovo di fidarsi di voi stessi e della vita. Capricorno, giornata oggi con una luna che non vi parla ma che non vi dispiace affatto, proprio perché Venere ferma e retrograda in quadratura che guardate sempre con occhio sospetto non impedirà assolutamente ai vostri magnifici piani di realizzarsi, quindi avanti tutta. Acquario, giornata oggi con una luna decisamente opposta, è una luna che vi obbliga a vedervi, a misurarvi anche con gli altri. Voi non amate molto la competizione, anche perché credete molto nell'individualità, nella specialità del talento unico. Il vostro spesso tende a essere un pochettino invidiato. Oggi sorvolerete un po' su tutto, non innervositevi se qualcuno si pone male nei vostri confronti, del resto sapete perfettamente di avere ragione. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che prevede un solido appoggio tra Giove, Urano, Saturno e Marte. Ecco, queste sono configurazioni fortissime perché ben 4 giganti planetari più uno che ospitate, Nettuno, che peraltro se la intende con Plutone, è tutto dalla vostra parte. Il vostro segno zodiacale è in una fase di grandissima forza, è il momento di creare le vostre grandi imprese. Bene, siamo ancora in diretta con Buongiorno Sicilia. Emanuela, torno da te. Sì, c'è una curiosità, ecco, parliamo di cucina prima di chiudere questa puntata, perché ci sono tutti i falsi miti sulla cucina italiana racchiusi in un libro. Per esempio, la salsa di pomodoro. A cosa pensi tu? Alla cucina italiana. E invece no, l'hanno inventata negli Stati Uniti.
Perché il pomodoro è una pianta proprio che arriva Abbiamo importato dagli Stati Uniti. Esattamente, quindi già gli americani Cristoforo Colombo probabilmente ce la portò. Addirittura dopo, quindi durante l'industrializzazione e via dicendo, quindi siamo molto più avanti. Sì. E già gli americani la utilizzavano, anche la pizza al pomodoro, loro facevano una focaccia e ci mettevano dei pezzi di pomodoro, quindi non abbiamo inventato assolutamente nulla. Poi lo spritz, per esempio, è austriaco, è uno degli aperitivi più popolari. E da molti viene fatto risalire alla dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto. La storia non sta in piedi, all'epoca non esisteva né il bitter né il prosecco di oggi, quindi non è vero che è austriaco lo spritz, e anche questo è stato sfatato. Il lardo, per esempio, è il presunto alimento prediletto dai cavatori di marmo. Secondo il mito anche Michelangelo lo amava e quando andava sulle Alpi Apuane alla ricerca di blocchi da scolpire ne faceva incetta. Alcune curiosità così sugli alimenti. Prima di vedere, di raccontare cosa è successo il 17 di aprile, chiaramente nel corso dei secoli, vi ricordo la notizia che abbiamo dato nel corso della nostra trasmissione, che c'è stata un'operazione, c'è in corso un'operazione dei carabinieri chiamata Pandora, 11 soggetti tra esponenti politici, funzionari comunali, imprenditori accusati a vario titolo di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbativa libertà degli incanti. In questa inchiesta è finito in carcere il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando, accusato di voto di scambio, coinvolto anche Luca San Martino, all'epoca dei fatti deputato regionale e attuale vicepresidente della regione. San Martino è destinatario della sospensione per 1 anno dei pubblici uffici per corruzione aggravata. Particolari nel corso dei nostri telegiornali, già alle 9:30, però su Telecolor c'è l'edizione del telegiornale, ci saranno ulteriori particolari. Adesso Emanuela, Cristoforo Colombo, guarda, è capitato, manca a farla apposta, 17 di aprile del 1492, dopo un intenso periodo di trattative durate 3 mesi, firma un accordo con la regina Isabella. La Spagna, in questo modo, acconsente a finanziare un viaggio con l'obiettivo di procurarsi delle spezie, scoprirà invece il nuovo mondo, pensa. Il 17 aprile 1924 viene fondata la Metro-Goldwyn-Mayer, storica casa di produzione cinematografica statunitense. Riesce subito ad acquisire gli attori più amati dal pubblico e a diventare il più importante studio hollywoodiano, producendo colossal musical e commedie sempre di successo. Il 17 aprile 1944 invece le truppe tedesche bloccano le vie d'uscita del Quadraro, quartiere di Roma, e fanno irruzione nelle case prelevando circa 2000 uomini di età compresa tra i 16 e i 60 anni. Sono quasi 1000 i deportati in Germania e Polonia, costretti a lavorare nei campi di concentramento. 17 aprile, ma siamo già nel 1961, esuli cubani e mercenari addestrati dalla CIA iniziano l'invasione di Cuba. L'operazione, che comincia con lo sbarco alla Baia dei Porci, fallisce dopo solo 63 ore. Gli Stati Uniti mettono nella lista nera Cuba. 17 aprile del 64 a New York viene presentata la Ford Mustang, auto sportiva americana che ha affascinato intere generazioni. Il 17 aprile 1970 l'equipaggio dell'Apollo 13 torna sano e salvo sulla Terra. La missione doveva essere il terzo sbarco sulla Luna mai sperimentato dall'uomo, e tuttavia passò alla storia per una frase: Houston, we have a problem, cioè Houston, abbiamo un problema, che poi utilizziamo anche noi quotidianamente. Cos'era successo? La rottura di un serbatoio dell'ossigeno non permette di portare a termine la missione, fatta temere per il rientro dei 3 astronauti, fortunatamente arrivati sani e salvi. 17 aprile ma del 1974 nasce Victoria Beckham, al secolo Victoria Adams Beckham, che è sposata felicemente con il grande ex calciatore. Allora, ex pop star delle Spice Girls, ma anche modella, ballerina, ormai principalmente una stilista, ha iniziato la sua carriera rispondendo ad un annuncio su un giornale che poi l'ha portata a diventare membro di una girl band più famosa del mondo. La loro hit, quella che stiamo sentendo, Wanna Be, uscita nel 1996, ha scalato le classifiche diventando un inno all'amicizia femminile e anche alla emancipazione, simbolo del girl power. E allora ci salutiamo con Wanna Be. Grazie Emanuela. Grazie a te Angelo, buongiorno. Buongiorno a tutti, a domani.